Un asteroide porta il nome di Riccardo Pozzobon, il geologo padovano scomparso tragicamente il 2 settembre del 2025 in Alaska, dove era scivolato nelle acque di fusione di un ghiacciaio durante una sessione di ricerca. L'Unione Astronomica Internazionale ha dedicato l'asteroide 86029 Riccardo Pozzobon al professore universitario residente a Selvazzano. La madre dello studioso ha espresso profonda gratitudine per il riconoscimento, sottolineando come i tempi, solitamente molto lunghi, siano stati accelerati grazie all'intervento della NASA. Con l'arrivo dell'estate sorgerà nel cielo notturno prima dell'alba, ha detto la donna, e quando ciò accadrà punteremo i nostri telescopi verso di esso per continuare a ricordarlo. Professore dell'Università di Padova, Pozzobon aveva dedicato la sua carriera allo studio della geologia planetaria, arrivando a formare astronauti dell'ESA, tra cui Luca Parmitano. L'astronauta italiano lo ha ricordato come un gigante capace di trasmettere il sapere con il sorriso sulle labbra e gli occhi scintillanti di gioia.